dico sul serio. Adesso bisognerà asciugarti. Davvero ti senti bene? Te l'ho detto, tutto a posto, pa. Ora dovremo proseguire a piedi, sai? Forza, Rick! Ridgway è al di là della collina. Dovremo arrivarci prima che faccia notte. Sono poche miglia. Ascolta, Rick. Tra poco saremo alla nostra concessione, al nido dell'Aquila. Tu sai bene che sono stato costretto a portarti con me, ma sono sicuro di poter contare con fiducia sul mio ometto, d'accordo? Avanti, amico. Ripeti quello che hai detto su Taff. Allora, su, sputa il rospo. Cos'è? Ti si è inceppata la lingua? È la verità. Mi ha portato via tutto. La terra e anche la camicia. Ah, se è così, perché non lo denunci? E a che servirebbe? Lo sanno tutti in paese che è lui a comandare. Vorresti dire che comanda anche me? È solo una questione di prezzo, sceriffo. Tu meriti una lezione. Cosa vuoi fare, vigliacco? Prendilo, gente. Per ora basta, Jekyll. Qui. Poteva sbranarti se voleva. Ed è quello che farà se non sparisci dalla circolazione. Vattene! Vigliacchi, siete solo dei vigliacchi. Ehi, amico, sapete dov'è il nido dell'Aquila? Come hai detto? Il nido dell'Aquila è il nome della mia concessione. Sapete dove si trova? Mai sentito. Cercate il nido dell'Aquila? Sì, voi sapete dove si trova? Sulla montagna, a 5 miglia da qui. Siete nuovo di queste parti, vero? Sono venuto a sfruttare la mia concessione. Pessimo affare. E non è posto per mocciosi, questo. Ho dovuto portarlo con me. Sua madre è morta. Ma poi Rick è un ragazzo veramente in gamba. Come vi chiamate? Mi chiamo Sandy. Sandy Shaw. E voi? Mi chiamo Taff. Barney Taff. Lieto di conoscervi, signor Taff. E molte grazie per l'informazione. Vieni, andiamo, Rick. E questa è la nostra nuova casa, pa. Non è una reggia, vero, Rick? Ha un bel posto. A me piace, pa. E piace tanto anche a Whisky. Vero? Resta qui.
Chiunque tu sia, esci o sparo! Ehi, amico, vacci piano con l'artiglieria. Con quell'arnese potresti fare male a qualcuno. Vieni avanti tu, svelto! Vieni avanti, ma se io vengo da te, questa dannata porta finirà per rompermi la testa. E va bene, ma non fare scherzi! Rick! La concessione è mia, l'ho comprata. Così quel figlio di cane di Taff è fregato. Mi sembri un tipo deciso, tu. Non sarà affatto facile farti fuori. Sì, tutto sommato, penso che fino alla prossima estate potrò starmene tranquillo. Ehi, per caso nella tua bisaccia non avresti un goccetto di whisky? Niente alcol. Gli impianti sono in pessimo stato. Ma, per quello che servono, la piena avrebbe anche potuto trascinarseli via. Senti un po'. Cosa c'entra Taff con la mia concessione? È l'unico pezzo che gli manca per poter collezionare tutto il territorio. Pensa che tra 2 giorni la concessione scadeva e sarebbe stata messa all'asta. Ecco il motivo per cui sarà costretto a farti fuori. Conoscevi il vecchio proprietario? Vuoi dire Jack? Certo che lo conoscevo. E conoscevo anche l'altro Jack prima di lui. Ma si chiamavano tutti Jack. Ma che ne so, per me erano tutti Jack e basta. 8 ne ho visti arrivare, darsi da fare e filarsela via, come se avessero il fuoco sotto al sedere. Perché? Non c'è più oro nella zona? Ah, io direi che c'è del piombo. È che qui non gradiscono gli stranieri. Ma allora anche Jack era uno straniero. Oh, tutti i Jack più o meno lo sono. E fanno tutti la stessa fine. Tutti tranne te. Ma io che c'entro? Non mi chiamo mica Jack, io. E poi a me l'oro non interessa. Ma accomodatevi, in qualche modo vi sistemerò. Oh, sei generoso. Ma chi ti dice che ti farò restare, amico? Perché tu sei un dritto e hai già capito che ti serviranno i miei consigli. Ah, se anche gli altri mi avessero dato ascolto. Ma sul serio non ce l'hai un goccio di whisky? No. Oh. Comodi, comodi. Fate come se foste a casa vostra. Grande casa, spaziosa, piena di comodità. Ma dimmi un po', non potrebbe restar fuori questo sacco di pulci? No, whisky resta qui. Whisky? Ma potevi dirlo subito, bella bestia. Dunque, questa è la sala da pranzo. Modestamente cucino io, me la cavo molto bene. Poi vedrete. E di là ci sono le camere da letto. Sì, forse occorrerà una ripulitina, ma anche così può andare. Pa, vieni a vedere. Questo è Napoleone, il mio migliore amico, vero Napoleone? Diglielo. Zitto, vecchia spugna! Vecchia spugna! Ti piace scherzare, eh? Ma come può resistere un pappagallo quassù? Ah, è di una razza che si ambienta facilmente. Ambienta facilmente un cacchio! Chiudete la porta! Maleducato. Hai visto che divertente, pa? Sì, molto divertente, Rick. Vieni. Stupido di un pennuto, che razza di figura mi hai fatto fare? Falla a tua madre. Cafone! Tu lo sapevi che gli uccelli parlano, pa? Certo che lo sapevo, Rick. Allora perché non me l'hai mai detto? Perché tu non me l'hai mai chiesto. Forse ho fatto male a portarti quassù. Ho sbagliato. Forse ho sbagliato tutto. Questa è la casa più bella del mondo, pa. Ci staremo benissimo. Ed io ti voglio tanto bene. Opla! Diventeremo ricchi. Ma certo. Il nido dell'aquila non deve avere proprietari. Sta a te trovare il modo di sfrattarlo. Spremiti le meningi. Non vedo cosa puoi rimproverarmi. Con gli altri ci sono riuscito. E anche Clayton. Assassinandoli! Che idiozia! Vuoi tirarmi addosso tutte le giubbe rosse del territorio? Quel Sandy dovrà sloggiare. Ma non voglio grane con la polizia! Sono stato chiaro, Donovan! E ora fila! La porta, assassino! La porta! La finestra, vigliacco! La finestra! Rick, domattina noi due scenderemo giù in paese e compreremo quanto è necessario per rimettere in piedi questa Un baracca. giorno o l'altro lo cucinerò allo spiedo. L'avete mai mangiato un pappagallo allo spiedo? Cretino! Cannibale! Sta zitto! Sta zitto! Ah, uno del vostro rango non dice certe parole, maestà.
Soddisfatto, maestà? Cacchio! È duro addormentarsi senza aver bevuto nemmeno un goccio. Pazienza. Dormirò sognando di annegare in un mare di whisky. Dannato sacco di pugio, la gola così secca che berrei anche te. Bussavi, ma come ti è venuto in mente di chiamarlo così? Vieni qua. Vieni qua. Vieni qui ho detto. Bravo, Acucci. È stato un mio amico scozzese. Trovò una cucciolata di lupo e li chiamò tutti così. Cognac, bourbon, whisky. Era il più simpatico e me lo sono preso. Ah, uomo di gusti fini, il tuo amico. Che roba è? Un carillon. È l'unico ricordo della mamma. Qua, Sì? alla mamma sarebbe piaciuto vivere in un posto come questo. Penso di sì. Amava la natura e le cose semplici. È vero che era tanto bella. Sì, tanto. Era la più bella di tutte. Ma ora dormi. Buonanotte. Buonanotte, pa. Mi dispiace, ma sono prezzi fissi. Prezzi fissi. $120 per un paio di picconi e qualche sacco di grano. Ma è un furto. Chi è che stabilisce i prezzi in questo paese? È il signor Taff che stabilisce i prezzi della merce. Il signor Taff. L'emporio è suo. Già. Che cosa? Una scodella di latte. E niente whisky? Certo che lo voglio, ma non posso nominarlo, se no il cane mi abbaia. Siamo agli ordini del cane. Aspetta un momento. Ecco qua. Bella. Mi sai dire dove le trovi? Beh, te l'ho già detto, no? Giorni e giorni di duro lavoro e un pizzico di fortuna. E naturalmente le trovi sempre lontano dal nido dell'aquila. Oh, naturalmente, laggiù ci sono soltanto sassi. Permetti? La tua fortuna fa schifo. A me fai schifo tu. Sprecare così un dono di Dio. Ragazzi, non mi voglio affaticare. Ripagatemi la bottiglia e l'incidente è chiuso. Ora vi insegno io a sciupare il whisky degli altri. Dai, dollaro, suonagliele! Ma non è una fissazione la vostra. Forza, finiscili! E là! Vieni, piccolino, vieni qui che ti faccio fare un bel giro tondo. Ah, grazie, Sandy. Non c'è di che, dollaro.
Io non voglio grane, ma sia ben chiaro che non tollero provocazioni. La prossima volta farò sul serio, Donovan. Un'altra bottiglia, Sam, e mettila in conto ai miei amici lì. Bene, ma i danni chi li paga? Ci penso io. Avrete visto come trattano gli stranieri qui? No. Non li amano. Invece a me siete simpatico. Voglio farvi una proposta che non potrete rifiutare. Vi offro $2000 per il vostro nido dell'aquila. Sono 4 sassi e una baracca. Ci comprerete un po' di terra dovunque vi piaccia andare. Vedete, amico, io sono un sentimentale. E preferisco tenermi la mia roba, visto che ora a qualcuno sono simpatico. Buongiorno. Non ti saluto. Non ci vogliono bene quegli uomini giù al paese. Perché noi non siamo di qui e a loro non piacciono i forestieri. A me i forestieri non danno fastidio. Anzi, mi piacciono. E ti piacerebbe anche una nuova mamma? Non ci ho mai pensato. Se ti capita, pensaci. Ora voglio provare a far funzionare quella ruota. Oh, e tu aiuta Dollar a preparare il pranzo. Una mamma nuova. Andiamo, Whisky. Dobbiamo apparecchiare la tavola. Ti leccherai le dita, te lo garantisco. Non cucinavo così da anni. Avvelenatore! Senti, Dollaro, da uomo a uomo, pensi che in questa casa una donna ci farebbe comodo? È ottima, manca solo un po' di pepe. Dunque, vediamo un Ehi, po'. allora, Questo no. Questo no. Dovrebbe essere questo. Pe. Ecco. allora, Allora che? Non ti fidi della mia cucina? Sai che i migliori cuochi sono uomini? ma io non intendevo una cuoca, volevo una Allora, si risposta mangia? Ho una fame da lupi. Ecco. Questa qui è una mia specialità. Sentirai che roba eccellente. Autentico cibo indiano. E questa è per il mio amico Whisky. Ti leccherai i baffi anche tu. L'avvelenatore ha colpito ancora! Ti vuoi decidere ad aiutarmi? Avevi promesso che mi davi una mano. Io veramente avevo promesso di darti dei consigli. E ti do subito il primo. Riposati. Whisky! Whisky, vieni qua!
Zitto! Non muoverti! Ah, sei tu. Lo sai che mi hai spaventato? Posa l'osso. Che roba è? Dipende. Per la gente è oro. Per me è whisky. Bene, dove l'hai trovata? Non è una cosa facile, ragazzo mio. Giorni e giorni di duro lavoro. Sì, è un pizzico di fortuna. A me queste pazzane non le racconti. Va bene, ce n'è una grotta piena lassù. Ora sei contento? Una grotta piena. E perché non l'hai detto a papà? Pensa alla soddisfazione che proverà quando lo scoprirà da solo. E tu pensa alle faticate che si sta facendo da solo. Perché non glielo vuoi dire? Vedi, figliolo, conviene per ora non parlarne. Se Taff dovesse venire a sapere dell'esistenza di questa grotta, ti ritroveresti orfano nel giro di poche Tu non ore. conosci, pa. E tu non conosci gli uomini. L'oro ubriaca molto peggio del whisky. Dammi retta, manteniamo il segreto fino a quando tutto si sarà sistemato. Intesi? Intesi. Ma chi diavolo te lo fa fare a ripulire la casa? Neanche dovesse entrarci una regina. E chi può dirlo? Ehi, non avrai mica intenzione di portare quassù una di quelle gonnelle piagnucolose che pensano solo a pettinarsi e a truccarsi. Non sarai mica impazzito. No, la donna che dico io sarà una brava massaia. Saprà riordinare la casa, cucinare e badare al bambino. E dove vorresti trovarla una donna simile? A Stanton, nel Montana. È una mia lontana parente. Si chiama Connie. Non ci vediamo da un mucchio di anni. Beh, lasciala nel Montana. È meglio. Per fortuna quel paese è lontano. Ma è mia moglie. Oh, che cosa? Certo, l'ho sposata. Per procura. E adesso sto aspettando il suo arrivo da un momento all'altro. Oh. Ma veramente vuoi far entrare una femmina nella nostra casa? Una donna che neanche conosci? Perché? Cosa c'è che non va in una donna? Tutto! Sono serpi, pettegole, intriganti, noiose, traditrici. Sono la rovina dell'umanità. La donna è l'angelo del focolare, cretino! E tu chiudi il becco, bastardo pennuto! Ah, uccellatore! Dobbiamo sbrigarci, pa sarà preoccupato. Chi siete? Cosa volete? Va, attaccali! Whisky, whisky, whisky! Adesso vado a chiamare Pa e ti liberiamo subito. Sta calmo. Non ce n'è bisogno. Pensiamo noi al tuo cane. Prendi i cavalli. Ehi, Sandy! Abbiamo visite! Che cosa fate con mio figlio? Che diavolo succede? Ti riportiamo il ragazzo e il cane e vi diamo un consiglio. Sentiamo che genere di consiglio. Qui è pieno di pericoli. Se fossi in voi mi preoccuperei per il ragazzo. Capitano tante disgrazie. La prossima volta potrebbe anche non tornare. Gli starò vicino, molto vicino, non dubitate. La cosa più intelligente da fare sarebbe quella di andarvene. Rifletteteci. Addio. Ti sei spaventato, Rick? No, Pa. Sei in gamba.
Se noi tre staremo sempre insieme, vedrai, saremo imbattibili. Ce la caveremo. Io e Whisky ora staremo con gli occhi bene aperti. Vero, Whisky? La casa, Sandy! La casa brucia! Rick! Eccomi! Presto, Rick! Dammi una mano a prendere l'acqua. Coraggio, Sandy! Facciamo presto! Questo legno ci mette poco a bruciare. È andata bene, Rick. Te l'avevo consigliato di non lavorare troppo. Erano giorni che non ti si vedeva, Dollaro. Come mai? Quando un lupo scende a valle, ha la sete alle sue spalle. A proposito, Dollaro, che tipo è il tuo nuovo coinquilino? Oh, è un tipo in gamba, molto in gamba. Solo che con le femmine dai i numeri. Dai i numeri! Sì. Figuratevi che si è sposato per procura con una che neanche conosce, non sa nemmeno com'è fatta. Ve lo giuro sulla Bibbia, ragazzi. Aspetta un telegramma con l'ora e il giorno del suo arrivo. Roba da pazzi. Si sposa senza averla mai vista. Anzi, no, questo non è esatto. Una volta l'ha vista, quando era ancora in fascia. In faccia. Beviamo! Sai, si vede che gli piacciono le poppari. Ragazzi, io sono il solo che possa vantarsi di aver soffiato con un trucco $1 d'argento a Morty Johnson il tagliagole, il più temibile fuorilegge della frontiera. Mi hanno soprannominato Dollaro per ricordare quel memorabile evento, capito? Salute! Ecco, beviamo! La bottiglia è salva. Mi è sembrato di sentir cadere qualcuno. Forse perché inavvertitamente hai tolto la sedia di sotto il culo a quello straniero. Ma Dollaro non è uno straniero. Già, ma che va con lo zoppo e impara a zoppicare. Ah, ecco perché non l'ho visto. Io gli stranieri non li posso vedere. Tu gli stranieri non li potrai vedere, però li puoi sentire. Ma che cos'è tutto sto casino? Che ne so, ha cominciato uno facendo cose. Ma che avete lasciato andare così? Full. Poker. Finalmente mi rifaccio. Scusate. Ma che hanno, il ballo di San Vito? Tu, mi hai rovinato il poker. Oh, io non c'entro, è tutta colpa di quelli laggiù. E sono sicuro che te l'hanno fatto apposta.
con te, non c'entro niente! C'entri, per me però! Allora siamo intesi. Sì, certo. Appena arriva il telegramma vi fate avvisare. Contateci. Allora che facciamo? Seguiamo il cane, è un animale intelligente. Quel nome. Su, forza, va avanti e non fare rumore. Coraggio. Forza, attaccati alla coda. Pa, siamo qui! Non vi avevo visto. Che è successo? Ecco, noi giocavamo ai lupi. Gli uomini di Donovan ci hanno trovato e io ho dovuto dare inizio alle danze. Ai. Se quello ci pizzicava lì dentro erano cavoli nostri. Aspetta. Quegli uomini non tarderanno a uscire. E Donovan deve sapere che non abbiamo paura di lui. Gente trista da sparare a vista. Ehi, ragazzi! Permettete una parola? Piccola, piccola. Ma chi diavolo sei? E dite a Donovan che noi dal nido dell'Aquila non ce ne andiamo. E lo sceriffo è con loro. Ti avevo avvisato, nessuno ci dura troppo quassù. La porta! Assassino! È un momento! Lavalo qui apposta! Dollaro, vieni a chiudere la finestra, io non ci riesco. Sì, vengo subito. Il solito cornuto! Io di qua non me ne andrò. Dovranno strapparmici con la forza se vorranno questa casa. Anche quello che ci abitava prima di te diceva la stessa cosa. Ah, e com'è finita? E come doveva finire? Male. Una sera l'ho trovato qui con 2 pallottoli in petto. Corsi a chiamare il dottore, ma non ci fu niente da fare. Purtroppo aveva già tirato le cuoia. Sta tranquillo, a me non accadrà. Non è per questo che sono preoccupato. E per Connie non farò in tempo a trasformare questo porcile in una casa decente. Che cosa ti avevo detto? Una moglie. Ancora deve arrivare e già crea dei problemi. Donne, liquori, gioie e dolori. Ma almeno il whisky non parla. Io ho pensato a quello che mi avevi detto. Vedi, non saprei proprio che farmene di una mamma nuova. Mi dispiace, Rick, ma tu hai bisogno di una mamma, credimi. E poi sono sicuro che Connie ti piacerà. Andiamo. Non è proprio il caso di fare tragedie. Problemi finanziari non ne abbiamo, vero Rick? Quel verme di Taff l'abbiamo fregato e Napoleone è pronto per la notte. Protesto! Sono un pappagallo rispettabile! Fatemi uscire di qui! È arrivato poco fa e l'impiegato si è affrettato a darmelo. Sei certo che non si conoscono? Non si vedono da quando avevano 12 anni. Allora, procura che il marito vada ad attenderla alla diligenza e le faccia una festa coi fiocchi. Ma sarà una festa indimenticabile. Andate. Ehi, bentornati! Sandy. Grazie. Chi prende i bagagli della signora? Ci pensiamo noi.
È strano. Mi sento impacciata come una collegiale. Tu sei molto cambiato da allora. Non troppo se mi hai riconosciuto. I fiori. Eri l'unico ad averli, non potevo sbagliare. Hai fatto buon viaggio? Discreto. Ma dov'è tuo figlio? Ora dovrò abituarmi ad essere una buona madre. Rick è da alcuni amici. Pensavo che il primo giorno fosse riservato agli adulti. Sandy, ti prego. Viva gli sposi! Auguri e felicità! Auguri e figli maschi! Certo, certo, vogliamo l'erede! La più bella sposa del paese! Sì, è proprio la più bella! Allora prendiamo gli sposi! Auguri! Evviva gli sposi! Felicità! Oh my sweetheart, oh my dear. Sandy, forse è sciocco, ma mi viene da piangere. Che dici? È un brutto segno. Oh, ottimo, lo sai che mi piacciono i tipi romantici. Grazie. Signore, permette? Con piacere. Grazie, Sandy. È molto di più di quanto mi aspettassi. E a pensare che non ricordavo neppure il tuo volto. Sei delusa? Al contrario. Vedi, l'avevo sempre pensato in un modo diverso il mio matrimonio. Forse mi spaventava anche, ma adesso tu e i tuoi amici. Non parlare, Connie. Continua a sognare. With me, it's a long time that I'm waiting to have you, to have you. Have you blessed time, oh my darling? Have you wonderful day? And the flower and the sunshine I gather. Ma i tuoi amici? Ci culleranno con la serenata. Sandy, è sconveniente. Tu credi? E non ti eccita di più? Forse. No, Sandy, ti prego. No, ti prego, non ancora. Sandy, no, no, no. Non capisco tutto questo ritardo. A quest'ora avrei dovuto ricevere un suo telegramma e invece niente. Sono preoccupato, Dollaro. Perché questo silenzio? Sono felice, Sandy. Sandy, che cosa vogliono? Rispondi. Sandy! Ma che fai? Sandy! Ma che sta succedendo? Sandy! No! 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 Che volete? Saluta il grande cornuto, saluta il grande cornuto, saluta il grande cornuto, auguri e felicità. Saluta il grande cornuto, la moglie il grande cornuto, saluta. Sta calmo, Sandy, è una spacconata. No, non è una spacconata, è una carognata. Cosa significa questa storia? Chiedilo a tua moglie. Sembra che appena arrivata se la sia spassata con qualche bel fusto. 4, Donovan. Erano esattamente 4. Lo vedi? Lo sa tutto il paese. Brutto maiale. Pianta la son.
prenditela con tua moglie e con i suoi compagni di baldoria, capito? Chi sono? Vatteli a cercare. E sta alla larga da me, intesi? Meglio alzare i tacchi. Ehi, Sean, solo 2 parole. Che cosa volete? Niente drammi per una puttana, intesi? Se vuoi denunciare qualcuno, sporgi querela nel mio ufficio. Ma niente sparatori, altrimenti puoi dire addio alla tua concessione, chiaro? Quella donna è nel mio ufficio. Finiscono sempre da me, dopo essersela spassata. Come se fossi un istituto di beneficenza per prostitute disoccupate. Se vuoi, puoi riprendertela. No, non so che farmene. Può fare quello che vuole. Impiccarsi o andare al diavolo. A patto però che stia lontana da me. Vostro marito non ci tiene a vedervi. Siete una donna forte. Ma se volete un consiglio, fate fagotto. La diligenza a Perugin parte tra circa un'ora. Se vi occorre del denaro, Non mi servono né consigli né denaro. Posso aiutarti? Me la cavo da sola. Non è facile da queste parti. Lo so, ma non ho bisogno di nessuno. Mi chiamo Dollaro, sono un amico di Sandy. Mi ha parlato di te e senza sì? volerlo sono stato io a metterti nei guai. Bravo. E adesso che cosa vuoi? Ti manda lui? No, voglio solo aiutarti. Tu non devi partire. E allora? Beh, se volessi restare ho qualcosa che potrebbe convincerti. Chambers ha tirato le cuoia, la sua baracca è vuota, è un po' isolata sulla montagna, ma ci si può vivere. Quanto costa? Ho una $50 è il debito che lui aveva con l'Emporio. E avrei anche una compagna, Ruda, la cagna di Chambers. Vuoi incaricarti tu dell'acquisto? Ah, sicuro che voglio. È proprio come pensavo, signor Taff. Da quando al nido dell'Aquila gli impianti sono fermi, a valle abbiamo riscontrato un aumento di reperti auriferi. Ciò significa che nella montagna del nido dell'Aquila c'è un giacimento aurifero di notevole estensione, forse la più grossa vena aurifera mai trovata. Grazie, ingegnere. Ora posso provvedere ad iniziare i sondaggi sulla montagna. Ma signor Taff, quella concessione non è ancora nostra. Ah, non si preoccupi. Sto provvedendo a regolare la mia posizione con l'attuale proprietario. Ah, benissimo, signor Taff. Ai suoi ordini. Metti subito gli uomini validi a disposizione dell'ingegnere. Subito, ho detto. Pagali bene. E fa che nessuno si accosti a quel monte. Quanto a Sandy, Sean deve sloggiare subito. Bisogna spingerlo alla vendetta, in modo che dia allo sceriffo l'occasione legale per sbatterlo al fresco. Ma come potrà vendicarsi se non sa chi è stato a fare quello scherzo alla moglie? È arrivato il momento di farglielo sapere. Ah, ho capito. O ci pensano i nostri a fregarlo, o lo sceriffo lo arresta. Complimenti, Donovan. Ogni giorno che passa diventi più acuto. Grazie, signor Taff. E vado subito a dare gli ordini. Però sta attento a non commettere errori. Sai, l'ho sentito in paese, è stato un trucco. Qualcuno ha preso il tuo posto e lei c'è cascata. Viva gli sposi! Auguri e felicità! Auguri e figli maschi! Certo, vogliamo la rete! Allora prendiamo Viva gli gli sposi! sposi! Viva gli sposi!
Sandy! Sandy! Che ti ha preso? Guarda qui, la borchia di un cinturone. Una borchia a ferro di cavallo. Whisky! Whisky, torna indietro! Whisky! Ruda! Qui, Ruda! Whisky! È tuo quel lupo? Sì, è mio. E non voglio che tu gli faccia del male. Allora filate e in fretta. Andiamo, Whisky. Tanto le donne sono tutte scorbutiche. E tu lascia perdere quel cane, hai capito? Dimenticalo. Sì, questo non c'è male, però... Ah, fatemi vedere quello lì. Sì. È bello, ma non è quello che voglio. Io ne vorrei uno... Ecco. Con delle borchie come questa, capito? Ne avevo uno così, ma l'ho venduto 3 mesi fa. Non vi ricordate a chi? A un boscaiolo che lavora alla grande chiusa a valle. Si chiama Garrick, un uomo alto, robusto. Lo conoscono tutti qui in paese. Garrick. Grazie per l'informazione. Gli chiederò di rivenderla. Saputo niente? Sì, devo trovare un certo Garrick. Ah, lo conosco. Brutta bestia. È più infido di un serpente. Tu basta che me lo indichi. A fargli sputare il veleno ci penso io. E adesso torniamo a casa. Faremo un salto laggiù domani. Sta tranquillo, Sandy. Dollaro ha deciso di aiutarti fino in fondo. Sono sicuro che grazie a te diventerò ricco. Non me lo presteresti $1 per farmi un goccetto? Vattene. Ma insomma, che vuoi? La tua cagna si è mangiato tutto il mio coniglio arrosto. È stato Whisky a portarglielo. E tu come lo sai? Beh, stamattina il coniglio non c'era più. Io non ho detto niente, naturalmente.
Ma ho già visto Whisky portare della roba a Ruda. Sai, credo proprio che Whisky sia innamorato. Però io ho una fame dannata. Non avresti qualcosa da mangiare? D'accordo, vedremo di sfamarti, giovanotto. Prima però ti lavi e ti pettini, eh? È proprio necessario. Ecco fatto. Adesso sei proprio a posto. Su, va a tavola, così potrai mangiare. Buon appetito. Grazie. Adesso sì che si ragiona. Accidenti, tu sì che sai cucinare. Altro che pa. A proposito, lo sai che mio padre non vuole che venga fino a quassù, però non è mica tanto lontano. E tu perché non ubbidisci? Non te l'ha insegnato? Ma è stato per colpa di Whisky. È lui che ha disubbidito. Sono stato costretto. Non ci sarebbero delle altre frittelle? Ecco le frittelle al signore. Sei molto simpatica, lo sai. Anche tu? Io mi chiamo Rick e tu? Rick, bel nome. E io Connie. Ah, così tu sei Connie. Grazie tanto per l'ospitalità. Non finisci le frittelle? No, grazie. Lo sai, un uomo ha una sua dignità da difendere. Addio. Attenzione a quell'albero! Non bere tutto, eh? Non se la scolare, su. Ehi, razza di animali! Chi vi ha detto di abbandonare i vostri posti? Muoversi! Voglio che stiate con gli occhi bene aperti! Quel cane sta arrivando! Questo posto ha tutta l'aria di una trappola. Garrick è il formaggio e tu sei il topo. Mi sto chiedendo in che maniera posso esserti utile. L'unica maniera per essermi utile è di non far niente di testa tua. Come hai fatto nel caso di Connie. Oh, ma come devo dirtelo? Quella povera ragazza mi faceva pena, io... E tu l'hai convinta a restare. Faremo giustizia anche per lei. Forza, ragazzi. Si va a nanna. Sì, andiamo a dormire, capito? Andiamo. Sta tranquillo, Garrick. Veglierò io sui tuoi sogni. Il giorno, mentre siamo nel bosco, lì non dovete perdermi di vista. Ma di notte è diverso. Le sentinelle del campo sono più che sufficienti. Quindi andiamocene a dormire tranquilli. Sì, andiamo. Posto numero 1! Tutto è tranquillo! Posto numero 2! Tutto è tranquillo! Posto numero 3! Tutto è tranquillo! Posto numero 4! Tutto è tranquillo! O quasi. Posto numero 5! Tutto è tranquillo! Mancatevi questa!
questa. Allarme! Muovetevi, maledetti! Da questa parte! Prendetelo, idioti! Deve essere laggiù! Svelti, animali! Sbrigatevi, forza! Oh! Ah! 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 Ti ricordi dove hai perso questa borchia? No. Che cosa vuoi da me? Che cosa ti ho fatto? Non l'ho combinato io, questo pasticcio, credimi! E chi è stato? Donovan! È stato lui a pagarci? Ah sì! Tu e chi altro? Non stringere! Allora, chi sono gli altri? Tom Banio, Hank Morris e Smith Tyler. Ti ho detto la verità, te lo giuro. Smith le ha fatto credere di essere te e lei ci è cascata. Hank e Tom l'hanno costretta a divertirsi con loro. Ma io non l'ho toccata, te lo giuro. Non l'ho toccata io. Attento, Sandy! Te l'avevo detto che era un serpente. Non puoi avere scrupoli se vuoi uscire vivo da questa storia, figliolo. Ancora tu. Senti, Connie, sono venuto a dirti che ci ho ripensato. Potrai venire a casa nostra tutte le volte che vuoi. Anche se ho il tuo permesso, a casa vostra non verrò mai. E adesso fila. Avete litigato? Vattene o chiamo Ruda. Ruda sta con Whisky. Si sono fidanzati, non lo sai? Loro si vogliono molto bene. Non litigano mai, giocano sempre. Ascolta, Rick, io non ce l'ho con te. Ma è meglio star lontani, hai capito? No. Ma insomma, cosa vuoi? Io non ho mai avuto la mamma. Non sapevo cosa volesse dire. Quando gli altri bambini parlavano delle loro mamme, io non capivo. Poi, ieri con te sono stato felice. Connie, ti prego, vuoi essere la mia mamma?
Credo che questa potrebbe essere l'occasione buona. Sei sicuro che verrà? C'è Dollaro là al bancone. Guarda continuamente verso la porta. È segno che lo sta aspettando. Già, oppure ha paura che arrivi prima che si scoli tutta la bottiglia. Tutto a posto? Sì. Sta attento, Sandy. Attento. Ecco gli altri due. Avevo avvertito, Sandy Shawn. Ora sei nei guai. Ma è stata legittima difesa, possono testimoniarlo tutti. Ah, legittima difesa, eh? Dici davvero? Allora, c'è qualcuno disposto a testimoniare in suo favore? Posso farlo io. Sono stati quei due uomini a sparare per primi. Quell'uomo è innocente. Se lo dite voi, capitano. Vi aspetto a rapporto nel vostro ufficio, sceriffo. Voi due potete andare. Andiamo, Dollaro. Vi regalerò un paio d'occhiali, sceriffo. Capitano? Un branco di deficienti senza cervello che si fanno fregare come novellini. Cosa vorresti, una medaglia? Ci penserò io a lui, sta tranquillo. Tu non penserai a un accidenti. Non voglio compromettermi con quelle dannate giubbe rosse. C'è già Perry nei guai. Cosa dovrei fare allora? Lasciamo calmare le acque. Quest'arrivo improvviso delle giubbe rosse non mi convince affatto. Agiremo solo a colpo sicuro. Avevo promesso una giornata di caccia indimenticabile. Belli! Sembrano cavalli con le corna. No, sono delle renne. E vivono soltanto qui, nelle zone artiche. Sai, alcuni popoli devono la loro sopravvivenza a quest'animale, da cui ne ricavano latte, carne e ne utilizzano la pelle. Anche questo però è un animale che va scomparendo. Ti fanno una caccia spietata e irragionevole. Sono belli, Rick? Sì. Ma noi non lo uccideremo, vero papà? No, figliolo, noi non lo uccideremo. Whisky ci avverte di stare in guardia. I lupi hanno sentito le renne e si stanno avvicinando. Vieni, allontaniamoci.
Allontaniamoci. Che cosa ne pensi, pa? Se glielo chiediamo, credi che Connie verrà a passare almeno il Natale con noi? No, figliolo. Nelle sue condizioni credo sia meglio lasciarla in pace. Ruda, corri! Corri, Ruda! Va a chiedere aiuto! Ehi, ma che diavolo ti prende? Che succede? Non lo so, vado a vedere. Aspetta, vengo con te. Ma è la lupa di Connie. Deve essere successo qualcosa. Seguiamoli. Bene. Ancora qualche giorno e sono convinto che riusciremo a localizzare il giacimento principale. Deve esserci una cavità naturale nella montagna. Benissimo. Ma per ora sospenda. Lasci qualche uomo di guardia alle attrezzature e riporti gli altri. Ma non... Faccia quello che le dico. Non voglio proprio ora con le giube rosse tra i piedi scatenare una corsa all'oro. È qui. Tieni. Connie. È morta. No. No, respira ancora. Corri in paese e chiama un medico. Correre è una parola. Doc. Doc. Sveglia, Doc. Perché disturbi la quiete di un uomo di scienza? È un caso urgente, Doc. Ah, calma, amico. Non sono mica un cavadenti io. Che cosa vuoi? Una donna sta partorendo lassù sulla montagna. Un parto? Sono secoli che non mi capita più. Chi è che sta partorendo? Te lo spiegherò in viaggio. Hai un calesse? Naturalmente, ma non sono certo di poter reggere i cavalli, sai? Non ti preoccupare, guiderò io. Tu? Succede qualcosa lassù se hanno bisogno del dottore. Credo che non andranno lontano con tutto quel whisky in corpo. Senti, di a Mark e George di dare un'occhiata. Ok, vado. Vattene, lasciami sola! Va!
sembri molto deciso nella guida del Calesse. Beh, sto imparando adesso. Dollaro. Da bere. Datemi da bere. Sì. Dottore. Dottore. Per caso non avresti un po' d'alcol? Ho sete. Alcol. Alcol! Prendi. Non potevi metterci del whisky. Buono. Ehi, da qua! Non ho detto prendi, ho detto prendi. Fermi! Sono lieto che abbiate recuperato le forze. Ma adesso bisogna andare da Connie. Allora, dottore. Connie sta bene. Puoi stare tranquillo, non corre alcun pericolo. Posso vederla? No, adesso riposa. Meglio lasciarla in pace. Avrai tutto il tempo per vederla domani, eh? E il bambino? È stato un parto prematuro. Il piccolo è morto. Dammi retta, ragazzo. Meglio che tu non vada. È una strada maledetta. Già un anno fa stavo per lasciarci la pelle. Venivo proprio qui, per quel poveretto Clayton. Lo conoscevate? Era un brav'uomo. Un brav'uomo, ma troppo in gamba per un paese come Ridgeway. 2 pallottole in petto si buscò. E cosa poteva fare un medico? Mi è morto tra le braccia. Dottore, quel Clayton vi ha detto qualcosa prima di morire. Per me è molto importante. E a voi che vi importa? Datemi una buona ragione per la quale dovrei rischiare la pelle. Connie! Non è una buona ragione, forse. Sì. Credo proprio di sì. Bene. Ma ditemi, Clayton, prima di morire, non ha accusato nessuno? Mi fece solo un nome. Quale? Donovan. Donovan. E sareste disposto a testimoniare davanti a una giuria? Voi siete pazzo a mettervi contro quella gente. Ma io sono più pazzo di voi. Accetto.
Ora ci divertiremo. Questa può essere la volta buona. Ehi voi, lasciate a casa quel bastardo! Rende nervosi i miei cani! Nervosi? Ma perché? Hanno paura. Paura! Basta uno di loro per fare a pezzi il vostro cucciolo. E io sono pronta a scommettere sul mio cucciolo contro uno dei vostri alani. Accettato. Ma se vince il mio, voi dovrete sgombrare. Pianterete Ridgway e la concessione entro 24 ore. Sono d'accordo. Ma se vincerà Whisky, voi dovrete rispondere a una domanda. Nient'altro. D'accordo. Accettato. Dov'è Whisky? Con tuo padre in paese. Perché non ci andiamo anche noi? Ah, non fare domande e lasciami lavorare. Devo preparare un pranzetto coi fiocchi. Ehi, Rick, dove vai? Torna indietro, Rick! Ma che diavolo vi ha preso? Correte tutti come se vi avesse morso una tarantola. Movimenti sciolti e gambe in spalla, ciccione! Siete pronto? Noi siamo pronti. Vai, Whisky! Fare così! Figlio! Prendiamo il collo, Addosso! Addosso, Jackie! Vai, vai! Non mollare! No, dai così va bene! Forza, Whisky, forza! Donovan, Whisky! il lupo l'ha preso alla gola. Quello non molla più. Dai, Whisky! Bene così! Forza, Whisky! Dai! Whisky, Rick! 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 Aspetta, incosciente! Mi farai venire un colpo! Dai, Whisky, Dai, Whisky! Forza, Whisky! Forza! Ti prego, Whisky! Bravo, Whisky! Forza, sei più bravo, Whisky! Bravissimo, Whisky! Sei stato bravo, Whisky! Bravo! Giù le armi! Hai perso, Donovan. E ora devi rispondere a quella domanda. Chi ti ordinò di uccidere mio fratello? Tuo fratello? Non lo conosco, non ho ucciso nessuno io. Dottor Finmore, Sì? prima di morire Clayton, mio fratello, vi disse il nome del suo assassino. Volete indicarlo? È lui. Non fare una mossa, Sandy, o uccido il bambino. Non vi muovete! Fermi! Papà! Papà! Lascia perdere il bambino, non hai scampo.
Ti conviene parlare. Chi ti ordinò di uccidere Clayton? Parla! Parla! È stato... Ah! Hanno sparato! Prendeteli! Prendiamolo! Bravo, Whisky. Sei stato in gamba. Bravo. Resta di guardia, Whisky. È mio! È tutto mio! Sono ricco! Sono l'uomo più ricco del mondo! Sono ricco! Sono ricco! Maledetto! Lo vedi? È oro! È oro! Oro! E non sarai tu a portarmelo! Maledetto! Questo è per Connie. Siamo qui, pa! Rick! Rick! Lo troverete in fondo alla caverna. Grazie, Sandy. Senza la tua collaborazione non saremmo riusciti a ripulire il paese da quei mascalzoni. Ehi! Me lo potevi dire che eri d'accordo con loro, sarei stato più tranquillo.
Quando tu dici che saresti stato più tranquillo, vuoi dire che avresti avuto meno paura? Beh, insomma. Ci vediamo dopo. Ho un sacco di cose da mettere a posto. Tra l'altro, devo nominare il nuovo sceriffo. Vedo nei tuoi freddi occhi una strana luce. Dimmi, Sandy, non è che per caso hai trovato qualcosa? Per la miseria, me n'ero quasi dimenticato. Guardate qui, oro! Siamo ricchi, capisci? Siamo ricchi! Oro! Evviva! Oro di qua, oro di là, siamo i più ricchi della città! Che t'avevo detto? Hai visto che salti di gioia ha fatto, eh? Connie! Rick. Ora verrai a stare sempre con noi, vero Connie? Allarmi! Spugna in azione! Oh! Da qua! Dannato ladro di whisky! Ti insegnerò io a portare rispetto a un vecchio! Prendimi! Ti prenderò, dovessi cascare! Ecco, lo sapevo! No, non puoi lasciarmi morire di sete, Rick! Abbi pietà di povero vecchio, vieni qui, Rick! Dammi il whisky! Andiamo. Rick ci aspetta.